miei avevano già un'osteria qua a Miane, e quindi questa osteria pian pianino mi hanno mandato a lavorare in giro per il mondo. Diciamo, allora i primi periodi sono stato qua vicino, da Lino, da una parte d'Albergo Venezia, da Mosè, dei posti qua vicino. E poi ho cominciato a venire a casa mia, e a casa ho cominciato come era l'osteria, e là abbiamo cominciato a lavorare come ristorante, un po' alla buona così. E pian pianino ho imparato un po' il mestiere, e niente, e ho cominciato nel 66, ho rinnovato un po' la casa, che era l'osteria, l'abbiamo rinnovata, e abbiamo cominciato a lavorare. A un certo punto sentivo il bisogno di muovermi un po', di vedere delle altre cose, e verso il 70 ho cominciato a fare il corso di sommelier. Del corso sommelier sono andato a visitare degli altri paesi e degli altri posti per vedere, quindi mi sono innamorato anche del vino e ho fatto una cantina che è questa qua. Naturalmente cos'è successo? Che da là sono partito pian pianino, e questa cantina l'ho fatta proprio col bisogno, vedevo di un po' di evadere dal posto che siamo arrivati, insomma, no? E quindi lavorando in giro ho imparato dei piatti nuovi, delle cose nuove, e le ho messe a casa mia. Questi tavoli, queste sedie sono i tavoli ancora quelle dell'osteria, difatti si vedono perché giocavano a carte così e bevevano l'ombretta, e questo li avevo in casa e li ho messi qua nell'osteria, il banco anche del bar vecchio, così. Nel 66 ho cominciato a lavorare qua, a casa. Naturalmente avevo bisogno di vedere altre cose, e sono andato in giro per il mondo, facevo di stage in giro, in Francia, in Spagna. Naturalmente sono arrivato a casa, ho fatto delle cose nuove, ero gasato, insomma, ecco. E quindi ho incominciato così. Poi abbiamo fatto i primi, erano i pranzi che si faceva anche di nozze qua dei paesani. Mi ricordo quella volta che sono stato a Milano, ero collegato con un gruppo di ragazzi, dati ristoranti d'Italia, era la linea Italia in cucina, e da là siamo partiti, e c'era presentare, per entrare in questo gruppo, gente risonante della cucina, e dovevo presentare un piatto, e difatti questo piatto ho presentato la soppa quadra. Soppa quadra è un piatto tipico del Veneto, e niente, ho fatto un gran successo, e da là è partito la cosa che ero gasato sempre di più. Per forza di cose, dopo 60 anni di vita di questo locale, c'è stato un cambio dalla generazione dei miei genitori a me e a mia sorella. È stato un cambio sotto certi aspetti molto facile, sotto certi aspetti molto difficile. Molto facile nel senso che come famiglia sapevamo che la cucina è qualcosa di vivo, qualcosa che deve comunque cambiare e rinnovarsi. Molto difficile nel senso che comunque ci sono delle personalità forti come quelle dei miei genitori, per cui non è stato facile far accettare a loro quello che era diventato il mio bagaglio gastronomico girando in altri locali. L'innovazione sostanzialmente è fatta nella tecnica, quindi nel cambio di cotture, allo scopo di dare più genuinità, più identità ai sapori, però rimanendo sulle materie prime legate soprattutto al territorio. Come vedremo anche nel piatto che andremo a presentare, abbiamo lavorato moltissimo sulla ricerca dei prodotti tipici della zona e lavorato tantissimo su come meglio valorizzare i loro sapori. Il piatto che andrò a fare è un piatto classico, quindi parliamo di un coniglio porchettato, però l'abbiamo fatto in chiave moderna, quindi in cottura in sottovuoto, per cui il prodotto assolutamente deve essere super salubre, super fresco, e la cottura va appunto a esaltare le sue caratteristiche.
Andremo ad abbinarlo con una polenta mantecata, quindi anche questa preparata in modo classico, però dopodiché mantecata con dei profumi. I funghi che saranno abbinati a questo piatto sono cotti in confit, quindi non più in padella, ma ci sarà una cottura un po' più lunga in forno coperto. Andremo ad abbinare, a dare un profumo in più con del levistico per avere un maggiore accento di questo sapore. Abbiamo scelto un germoglio di levistico e per finire la salsa al tartufo. Il tartufo, parliamo di tartufo nero, quindi un tartufo del territorio, presente sia all'interno del coniglio che nella salsa.